Buonasera a tutti ragazzi, quindi altri giusto 2 minuti che arrivano pure gli altri, quindi speriamo che siamo in tanti, ma anche se saremo in pochi non cambia nulla, quindi rimarremo comunque a parlare di questi argomenti, quindi indipendentemente dalle persone che ci saranno, quindi aspettiamo che arrivino altri e vediamo di che cosa vogliamo parlare. Quindi diciamo che ci sta sempre da parlare un sacco, anche perché questa settimana sono successe tante cose in effetti, quindi molte cose astronomiche, diciamo importanti. Diciamo che il Nobel per la fisica, ragazzi, 2019 è andato per metà a James Peebles e l'altra metà a Michael Mayer e diede Queloz, quindi per le scoperte nel campo della fisica cosmologica. È la prima scoperta di un esopianeta in orbita attorno a una stella di tipo solare. Ciao Massimo. No, non tanto, si sta bene qua. Quindi il primo scienziato è canadese, James Peebles, all'Università di Princeton, USA. Quindi lui è stato premiato per l'impianto teorico ventennale fornito sugli studi della evoluzione dell'universo. Invece gli altri due ragazzi per la scoperta di un pianeta esterno al sistema solare. Quindi una rivoluzione nel campo dell'astronomia. Ciao Marco, ciao, buonasera a tutti ragazzi. Quindi diciamo che sì, sì, ciao. Ah, tu sei Space, ok. Non sei Stellar, quindi mi imbroglia sempre. Quindi diciamo che già il Nobel per la fisica, ragazzi, è andato a questi tre scienziati, in effetti. Quindi una settimana è stata interessante, anche se non ho fatto questo video perché comunque ne parlano davvero tutti. Poi l'altra scoperta, ragazzi, è quella delle lune di Saturno. Come ben sapete, anche non ho fatto questo video, ma ci sono 20 nuove lune, quindi Saturno adesso ha 20 lune in più rispetto a quelle che noi in effetti sapevamo, ragazzi. Quindi arrivano a 82 e superano quelle di Giove, che il grande gigante, come ben sapete, ne ha 79, ragazzi. Quindi Saturno supera Giove come lune. Quindi in effetti è stata una settimana che diciamo è stata un po' particolare. Astro, ma io non mi ricordo questa foto qui. Non lo so, l'una a me, non lo so. Lì in effetti non lo so dove l'ha mandata, qui da me no. In effetti io la foto non l'ho ricevuta. Astro, forse hai mandato a qualcun altro la foto, io non ho nulla, io ho controllato. Io sul mio, diciamo, quello lì tuo, non ci sta la foto. Non so, l'ha mandato sulle mail, non so, perché io foto, anche io avevo cercato le foto e i video, ma non ce ne sta, avevo detto che erano sequestrate, non ho avuto più foto io. Perché io non ce l'ho, la verità, non lo so. Perché se no l'avevo mandato a Marco, io figurati, se no Marco l'aveva già. Vabbè ragazzi, ritorniamo diciamo, al programma della sera. In effetti, secondo te, mo in effetti, diciamo, tu sai più di noi, Astro. In effetti, secondo te, l'uomo è mai stato sulla Luna? Secondo il tuo parere, perché io ti faccio la domanda, no? In effetti ci sono le famose fasce di Van Allen che dicono che non si possono superare. Allora la domanda è, ma l'uomo secondo te, dal tuo punto di vista, anche un astronauta nel passato aveva detto che ci sono problemi ad attraversare questa, diciamo, fascia di Van Allen che è molto micidiale per l'uomo. Quindi diciamo che tante teorie ipotizzano che non siamo mai andati sulla Luna, ma bensì abbiamo fatto tipo un video amatoriale, diciamo così.
Tu che cosa credi? Che sia vero oppure no? Ciao Lady. Cioè, questo è quello che vorremmo sapere da uno più esperto di noi, perlomeno da quello che io perlomeno ho controllato, e perlomeno dicono che queste famose fasce di Van Allen sarebbero molto micidiali. Quindi dici tu che siamo andati. In effetti queste fasce di Van Allen, io ho visto un'intervista della NASA in lingua inglese, dove l'astronauta si lascia scappare che il problema non è andare, il problema è passare queste fasce e che quindi anche, diciamo, i circuiti vanno sotto sforzo. Quindi per ritornare sulla Luna, diceva, per andare su Marte, anzi no, scusami, su Marte bisognava prima affrontare queste, diciamo, fasce di Van Allen. Ma dico io, no, se siamo stati nel 69 sulla Luna, adesso ti poni il problema di andare su Marte perché ci sono le fasce di Van Allen. Cioè dico, allora io esco pazzo. Capisci che voglio dire? Questa è una della NASA, l'ha detta, proprio c'aveva proprio una diretta della NASA in inglese, e spiegavano che il problema di Marte, a parte i 2 anni di viaggio, quindi 2 anni andata e 2 anni di ritorno, era il problema era anche per passare queste famose fasce che sono micidiali per l'uomo. Allora mi sono posto la domanda, ma allora sulla Luna nel 69 ci siamo mai stati? Quindi in effetti è questa, diciamo, che non mi fa capace, capisci? Sì, lo so che ci sta una parte, diciamo, dove sono più sottili, questo l'ho letto pure io. Quindi c'è una parte dove sono molto più sottili rispetto, diciamo, all'altra parte che è molto più, ci vogliono più ore per passarla. Quindi questa teoria l'ho letta pure io. Però fateci caso una cosa, ragazzi, mo indipendentemente dall'argomento, no? Sulla Luna non siamo più ritornati. Perché? Ci sarà un motivo, ragazzi. Sì, capisco, Zappi, tutto quello che vuoi, capisci che voglio dire io? Come mai dal 69 in poi non abbiamo più missioni? Tanto era facile tornare sulla Luna. Lo so, l'ho letto. Questo qui, non ti preoccupare, io l'ho letto pure io, mi sono informato, quindi se ci passa velocemente non c'è problema. Avevo letto che erano passati molto veloci e quindi avevano fatto questa cosa, però mi preoccupa, sa, da una della NASA che dice queste cose, sa, che poi era una diretta proprio della NASA, poi quindi l'ho vista in lingua madre. Fortunatamente potevo mettere i sottotitoli e quindi l'ho tradotta. Poi no, no, non dico che dico queste fasce sono micidiali per l'uomo, questo voglio dire io. Non è un problema di questo, quindi è questo che volevo sapere dai ragazzi che loro studiano molto di più di me. Io in effetti leggo solo tante cose, quindi le so le cose, però un conto è farlo amatorialmente come me che faccio video, è un conto che no, no, non ho sentito Yellowstone, la verità. Dici tu che è un problema economico, in effetti, anche questo può essere. Poi un'altra domanda, ragazzi, che voi siete quelli là più informati, io vado sempre a trovare il complotto. Diciamo, ho trovato stamattina un argomento, diciamo, un po', diciamo, strano, in effetti. In effetti si dice, ragazzi, che la Luna sia un satellite artificiale, cioè naturale. Secondo voi è possibile, ragazzi? In effetti vi dico quello che io ho trovato, quindi non è che lo dico io, ragazzi. Dicono che quando arriva un asteroide sulla Luna si sente un rumore tipo come una campana, quindi si pensa che dentro sia vuota. Quindi questa è una delle primissime anomalie riscontrate dagli astronomi. E poi dice che si muove nell'orbita sbagliata per le sue dimensioni
e l'attuale densità stimata. Quindi queste anomalie hanno trovato gli astronomi. Quindi questa è una cosa che ho trovato in russo sempre. Ho tanti amici russi che mi mandano notizie e cose e quindi riesco a fare questi, diciamo, a trovare queste notizie un po' particolari. Quindi suppongono che ci siano grandi vuoti all'interno della Luna. Quindi vorrei una vostra, diciamo, sì, ho molti amici russi, quindi riesco insieme a loro, non riesco, mi mandano questi appunti, questi commenti dal loro sito, mi mandano a me qua, poi lo traduco in italiano, un po' problematico, però in caso non riesco a capire qualche parola, li mando a loro perché loro parlano pure l'italiano, quindi però loro quando mi mandano è tutto in russo. Quindi in effetti si crede che la Luna, ragazzi, è più vecchia non solo della Terra, ma anche del Sole. L'età della Terra e quella del Sole è stimata intorno ai 4,5 miliardi di anni, mentre alcuni scienziati stimano, sentite qua ragazzi, l'età della roccia lunare a 5 miliardi di anni. Quindi, e poi un'altra cosa strana, ragazzi, la composizione chimica della polvere lunare è diversa dalle rocce lunari stesse. Cioè, avete capito? Le rocce che stanno sulla Luna, insieme alla polvere che sta appoggiata per terra, non hanno la stessa composizione chimica. Ma come mai? Capisci? Questo è il problema. Non lo so. Voi che ne pensate, ragazzi? Cioè è molto strano, capisci? In effetti dire che la composizione chimica della polvere è diversa dalla roccia lunare. Quindi una cosa molto strana. Quindi secondo te, Space, che può essere? Io la trovo una cosa molto strana. In effetti anche questi amici russi hanno detto che è una cosa assurda. Anche loro dicono addirittura la Luna è l'unico satellite naturale nel sistema solare con un'orbita quasi perfettamente circolare, cioè come se fosse calibrata con precisione. Quindi non lo so, io sono un esperto in materia, io sono un esperto semmai nel trovare queste teorie e tutte queste cose qua. Alieno, vogliamo sapere la risposta da voi. In effetti, se qualcuno di voi è esperto in materia, può saperlo direttamente, non è un problema. Noi aspettiamo, tanto stiamo qua. Quindi, sì, sì, leggo, leggo, Letizia, sì, sì. Leggo, non ti preoccupare. No, volevo domandare sta cosa del fatto della Luna che si creda sia artificiale, quindi non sia naturale. Ciao, Efrasia. Ciao pure a te tutti quanti. Quindi secondo te Astro è possibile che la Luna sia artificiale? Secondo te? Quindi loro dicono che quando un meteorite colpisce la Luna è come quando tu butti qualcosa e ci sta un vuoto dentro. Dicono che dentro è come se fosse vuota. Anche se la teoria ufficiale, ragazzi, dice che fu formata dalla collisione con un corpo celeste, quindi delle dimensioni più o meno di Marte, quindi questo è quello che affermano in effetti. No, no, alieno, no. In effetti per sentire la voce di Astro dovrebbe stare qua con me. Non so se può fare. Sì, sì, in effetti così dicono, però dicono che questa cosa è un po', diciamo, strana, quindi pure la roccia lunare e la polvere lunare non hanno la stessa composizione chimica. Cioè, questo è proprio strano, cioè... E non lo so, non lo so fare, forse se qualche volta si riesce a fare, forse deve avere un canale YouTube pure
Astro forse, perché lui non penso che possa intervenire così. Non lo so, devo vedere se come fa a parlare due persone, devo vedere come si può. Non l'ho mai fatto, ma se lo posso fare pure a due, tre, figurati. Quindi uno si alternerebbe. Non lo so, però devo vedere se riesco a far parlare pure qualcun altro su YouTube. È una funzione che non so se esiste, ragazzi, quindi vi dico una bugia. Quindi diciamo che ci sono tante cose strane, in effetti. Poi un'altra cosa che, sì, un'altra cosa strana che sta succedendo, in effetti, che ho fatto anche il video questa settimana, è l'acceleratore di particelle di Ginevra, il famoso CERN. Dal 2021, ragazzi, la potenza è raddoppiata, quindi, come già avevo detto a molti di voi, dopo devo controllare, non notizie, non ho trovate personalmente, però dopo vado a vedere. Quindi questo acceleratore di particelle, ragazzi, nel 2021, perché adesso sta fermo, perché va bene, Astro, perché sicuramente vogliono raddoppiare la propulsione e aumentare il fascio di collisione, quindi raddoppia. La paura mia, come ho detto a tanti, speriamo che questi non creano tipo un buco nero, un portale dimensionale, perché come ben sapete i buchi neri, i portali, wormhole, come li vogliamo chiamare, sono molto instabili da mantenere, quindi possono anche collassare e quindi sono cavoli amari per tutti noi. Quindi in effetti speriamo che questi nel 2021 non fanno veramente questa prova, diciamo, anche perché la direttrice dice che raddoppieranno. Sì, lo so, è frase, però benissimamente poteva essere fatta tipo video, capisci? Quindi su un deserto, tipo, avevano creato i crateri lunari a tutti e avevano fatto tipo, si può fare tranquillamente, perché in molte, diciamo, in molti video ci sono ombre che non dovrebbero stare secondo la logica lì, quindi ci sono tante cose che nei filmati diciamo di allora non coincidono. Addirittura in certi video si vede che nel casco diciamo nel casco dell'indossatore dell'astronauta si vede come come una camera, sai, che riprende. Quindi in effetti ci sono tanti video. Adesso dobbiamo capire pure se è originale o no, stiamo sempre là, però pure il fatto delle ombre, delle cose, ci sono tante cose che non sembrano quadrare, anche secondo alcuni, diciamo, scienziati, quindi non dalle persone come me su YouTube che fanno video, quindi da persone molto specializzate che dicono che quell'ombra non doveva stare in quella posizione perché sulla Luna l'atmosfera è così e così e quindi facevano il calcolo che l'ombra era sbagliata. Quindi non è una cosa che dico io, ma che dicevano loro in effetti, quindi non è che lo dico io, quindi poi non lo so. Poi, come ti ho detto, le famose fasce di Van Allen, che una scienziata della NASA aveva detto che il problema di andare su Marte diceva che ci sono queste fasce di Van Allen molto micidiali per l'uomo, difficili da passare perché molto letali. Allora io ho pensato, ma allora sulla Luna ci siamo stati oppure no? Anche se poi ho letto che in effetti poi c'è una parte dove è molto più sottile e da lì si potrebbe passare però molto velocemente. Questo l'ho letto, è vero. Quindi diciamo che ipoteticamente si può passare di lì. Quindi perlomeno credo così, ragazzi. Poi è tutto da vedere, diciamo che sempre è solo teorie, diciamo, quindi non sappiamo mai la verità, anche perché qua quando la dicono una verità, qua stiamo parlando di NASA, ESA, e come avete a che fare con i servizi segreti uguali. Comunque il fatto del CERN, ragazzi, anche questo è pericoloso perché il CERN, questo acceleratore di particelle che vuole ricreare.
Sì, tranquillamente, Eufrasia, quindi adesso vogliono ricreare questo buco nero, un portale, vogliono fare questo wormhole per altri mondi paralleli al nostro e quindi vogliono raddoppiare la potenza del CERN, cosa che stanno facendo già ora. Difatti, da 2018 ragazzi sta chiuso e stanno potenziando, diciamo così. Vediamo che riescono a fare il 2021, così facciamo come ho detto io, ci svegliamo già morti. Quindi molti scienziati sono contrari a questa cosa perché hanno detto che un buco nero oppure un wormhole sono molto instabili da mantenere, quindi ci vuole una certa energia, una certa massa e una certa densità. Sì, ma anche Yellowstone, ragazzi, se quello erutta, ragazzi, quello ci fa fuori a tutti quanti. A volte qualcuno mi domanda, Giuseppe, ma Yellowstone in caso di eruzione? Allora ti dico, in caso di eruzione, ragazzi, tutti gli Stati Uniti devono evacuare fino al Canada. Poi per 4 anni non ci sarebbe più la luce del sole, perché i detriti, diciamo, arriverebbero ovunque nel cielo. Se non ci spazza proprio via tutti nel vero senso della parola, in senso che la Terra diventa tipo, avete visto quando fanno quelle cose, le simulazioni, quando ci colpisce l'asteroide e la Terra si infiamma, tipo così più o meno. Vabbè, comunque moriremo subito, quindi non ci sarà da soffrire, ragazzi. Non è quello il pericolo. Quindi, però, se ruota in un modo diverso, diciamo, può anche. Ciao, avvocatella. No, in effetti, un'eruzione potente, come avevano previsto, può devastare tutti gli Stati Uniti fino al Canada. Quindi, tutti quanti dovrebbero evacuare gli Stati Uniti. Quindi, una ipotetica eruzione normale, non proprio distruttiva, distruttiva. Quindi diciamo per 4 anni, ciao Maria, buonasera, per 4 anni non ci sarebbe la luce del sole e quindi sì, ma per 4 anni anche qui in Italia non ci sarebbe più il sole, la luna, non si vedrebbero più perché le polveri, i chilometri di cubici di polvere che arrivano nel cielo fanno tipo come uno strato e il sole non riesce a passare, quindi è come uno specchio, riflette. Quindi non è proprio che staremo proprio bene bene, ragazzi, quindi non è una cosa. Ci sarà sicuramente tipo un'era glaciale, non proprio a livello come nei film, ragazzi, che fanno sempre esagerazioni, problemi per l'agricoltura, quindi per mangiare, per tutto, ragazzi, quindi ci sarà davvero un casino. A parte che ci saranno terremoti sicuramente che saranno causati dalla esplosione di questo vulcano, quindi secondo me faremo una bella fine tutti quanti. Quindi ciao Lupus. Però se ipoteticamente farebbe un'esplosione normale, tutti gli Stati Uniti devono evacuare, compreso il Canada. Quindi immaginate milioni. No, questo no, no, non quando, no, no. Siccome Yellowstone è molto instabile ultimamente, si pensa che sia così, che si farà, diciamo, si potrà fare questa cosa in effetti, ma non è detto che avvenga, eh. È solo che ultimamente, diciamo, il nucleo si sta molto, diciamo, riscaldando, quindi si pensa che potrebbe essere a momenti un esplosione, diciamo, dello Yellowstone, quindi del super vulcano, perché quello non è un vulcano. Come i nostri qua in Italia che abbiamo i campi flegrei, la stessa cosa. A volte tutti quanti a bisticciare, sai, sud, nord, centro, quelli del nord dicono, vabbè, se, se quelli in Campania eruttano i campi flegrei spazzano via Napoli, no, non fanno fuori la Campania, ragazzi, quello fa fuori tutta l'Italia completa, quindi non sarebbe un problema, diciamo, campano. Quindi anche questo qui che abbiamo qua a Napoli, ragazzi, è come quello di Yellowstone, quindi è un super vulcano. Quindi se quello di Yellowstone fa fuori tutti gli Stati Uniti, questo a Napoli fa fuori tutta l'Italia.
Forse la Sardegna si salva, bah, non lo so. Sì, si farà fuori tutta l'Italia tranquillamente, quindi non è un problema della Campania. Poi a parte immagina tutti i terremoti che scatenerà quando ci sarà, quindi più o meno sì, Lupus. Morire su un Boeing 7 dell'Ariane, no, che brutta morte ti scegliute. Non è più bello un meteorite che arriva sulla Terra, perlomeno non soffri. Calcola che se ti cade un meteorite vicino a te, non è che tu soffri, tu ti sciogli proprio, cioè non hai il tempo di dire A o B o C. Quindi se devi scegliere con l'aereo, tu vedi la morte perché quello incomincia a scendere. Quindi diciamo che a finale non va bene. Quindi secondo me la migliore morte fosse un meteorite che si scaraventa qua sulla Terra. Se stai nel suo raggio ti scioglie e non te ne accorgi. Quindi fai ciao ciao, proprio come nei film che fanno vedere quelle cose apocalittiche, così deve essere secondo me. Quindi lì non è che hai il tempo di dire questa cosa qui. Vabbè, sì, ma nella Bibbia anche le bombe possono essere, secondo me, bombe nucleari, non è detto che devono essere per forza asteroidi, quindi diciamo che è tutto un casino. Però, secondo me, ragazzi, il fatto di CERN è quello che più mi preoccupa ultimamente, che ho fatto come video, che a parte, vabbè, le scoperte su Saturno a 29 lune, poi la fisica, diciamo, il Nobel per la fisica 2019, diciamo, ci sta un sacco di roba bella da dire, in effetti anche la famosa stella Betelgeuse, vi ricordate Betelgeuse, se sapete bene, fra non si sa quando esploderà, può darsi pure che sia esplosa, quindi in effetti collasserà su se stessa e illuminerà la Terra, ragazzi, per 2 anni, per 2 settimane. Pensate un poco, per 2 anni, per 2 settimane la Terra sarà come ci fossero due soli. Prossima Centauro, è qua vicino, no? E a quanti anni luce sta stella di Prossima Centauri più o meno? Quindi immaginiamo che il cielo sarà illuminato come se splendesse un altro sole. Quindi non si sa quando questo avverrà, però una certa diciamo, è che la stella sta per morire. Non si sa se è morta o no perché sta molto lontano, quindi in effetti sta a 600 anni luce. Quindi diciamo che la sua luce in effetti impiegherebbe 600 anni per arrivare. Quindi sarebbe davvero un casino. Quindi è quello che volevo dire, ragazzi. Vabbè, sì, il giorno, vabbè, la notte sicuramente non paghiamo la luce, sì, sicuramente sì. Però al finale sarà sempre un casino, ragazzi. Però immaginiamo che ipoteticamente questa stella Betelgeuse illumina, immaginiamo che per 2 settimane questa illumina tutta la Terra per 2 settimane, quindi una cosa molto strana, anche se sta molto lontana, però noi vedremo in effetti per 2 settimane sempre sole. Quindi diciamo che le notizie sono tante che sono strane, stravaganti, quindi questa stella diciamo, è prossima alla morte e dicono può darsi pure che sia morta, solo che ci vogliono 600 anni perché arrivi qui.
Quindi non è se è morta da 10 anni, quando ce ne accorgiamo? Fra se 590 anni. Quindi credo che sia una cosa che vedremo noi, se sarà morta. No, pure qua, Lupus, si sta bene, non fa caldo, ma si sta bene, questo sì. Quindi non ti dico che fa freddo oppure caldo, si sta abbastanza bene. Vabbè, solo 2 settimane, non è che poi tutta, diciamo, l'eternità in effetti, quindi sarà solo per 2 settimane. Pensa che questa stella già non so quanti milioni di anni ha ed è prossima ad andarsene, quindi si dice che se ha 8 milioni di anni, quindi è prossima ad andare via. Però impiegherà la sua luce ad arrivare qua 600 anni, ragazzi, quindi non è che sta a fianco a noi. Quindi quando noi vediamo una stella e possiamo calcolare che sta a 50 anni luce, quella è la fotografia, diciamo l'immagine di 50 anni fa. Brava, così speravi a mia male. Quindi in effetti è così, ragazzi. Voi guardate una cosa nel cielo, dite sta a 50 anni luce, sì, ma quella foto, quell'immagine che avete visto risale a 50 anni fa, ragazzi. Non è attuale, questo voglio dire io. Quindi, anche se questa famosa Betelgeuse avesse esploso, quindi fra 600 anni arriverebbe qua questo famoso doppio sole, la sua luce, e illuminerebbe per 2 settimane la Terra come un altro sole. Quindi come fai a capirlo? Quindi non credo che lo vedremo noi, ragazzi, quindi è un casino davvero. Quindi diciamo che gli argomenti, ragazzi, adesso devo vedere quello là di Yellowstone, perché ultimamente non ho proprio sentito notizie più di Yellowstone. Però se quel vulcano sta davvero, diciamo, forse esploderà, quello sarà sicuramente una cosa pazzesca. Altro che bomba di Hiroshima, Nagasaki e messe insieme, quindi è come se arrivasse tipo Apocalisse sulla Terra. Quindi anche nel 2029, come vi ricordiamo nell'altro video, l'abbiamo parlato, in effetti Apopis passerà solo a 31.000 km. Pensate che a 31.000 km, ragazzi, ci sono i satelliti. Quindi pensate quanto si avvicinerà alla Terra. La cosa che più mi fa paura è che la Terra lo possa attrarre dalla gravità che ha l'atmosfera nostra, quindi lo possa tirare a sé. E se cade qualcosa, ragazzi, non è che staremo tanto bene. Qualcosa spazzerà minimo metà terra in aria. Mi pare che si aggira più o meno sui 420 metri, più o meno. Sì, sì, nel 2029 dicono passerà a 31.000 km. Cioè, quasi, allora, si stima che un asteroide, quando non è pericoloso, deve stare a 7 milioni e mezzo diciamo, di chilometri. Ne dico io, questo passa a 31.000 chilometri. Come non fai a dire che questo non è pericoloso? Se tu fai una classifica, no? La NASA, non è che l'ho fatta io, e dici che un oggetto che arriva vicino a noi e sta a 7 milioni e mezzo di chilometri non è pericoloso per il pianeta Terra. Quindi si presuppone che da 7 milioni e mezzo al di sotto sia pericoloso. Quindi 31.000 km non è pericoloso, ragazzi, è proprio pericolosissimo. Anzi, è pure poco sta parola, non so che parola usare. Vabbè, ma Jasmine, sono cose che succedono a finale. È la cosa naturale, non puoi. Sono eventi naturali che si sono sempre susseguiti nel corso dei secoli, quindi li vediamo adesso noi, ma ci sono sempre stati in effetti. Quindi non guardiamo che sta succedendo adesso e chi pensa all'Apocalisse, chi pensa a altre cose. In effetti ci sono sempre stati, solo che noi adesso lo stiamo vivendo. Quindi questo è il discorso, quindi non possiamo ogni volta dare la colpa all'Apocalisse.
Questo è quello che voglio dire io, perché quando sarà quel giorno lì, come sta scritto per quelli là cattolici, nessuno lo sa quando arriverà, quindi come sta scritto, sarà accumulato nella notte, nessuno lo saprà, quindi è inutile dire lo sapremo, non lo sapremo mai. Sì, diciamo che noi siamo spettatori, diciamo privilegiati, ma come hai detto tu, in un certo senso. No, no, tanto per dire a livello così, tanto per dare anche un termine a livello di religione, non sarebbe logico, perché quando arriverà quel famoso giorno nessuno lo sa, quindi non possiamo attribuire ogni volta che succede qualcosa di strano, l'Apocalisse, la fine dei tempi, sa, queste cose così che si dicono sempre. Perché la fine dei tempi può arrivare pure per un asteroide, cade sulla Terra, buonanotte e finisce l'umanità. Quindi non è detto, oppure il vulcano di Yellowstone fa fuori a tutti, e buonanotte, non è che deve accadere per forza i 7 anni di tribolazione, tutte queste cose così, quindi non è proprio tutta sta favola, dai ragazzi. Quindi là si voleva dire in modo metaforico quelle cose, non prenderle alla lettera, diciamo. Perché se le prendi alla lettera è una favola più o meno. Noi stiamo inguaiati, Campi Flegrei. Qui partiamo subito, io e tu come si chiama? Francesco. Noi partiamo proprio, voliamo. Vabbè, guarda il lato positivo, non ce ne accorgiamo, perlomeno stiamo... ci disintegriamo a volo. Quindi perlomeno stiamo in prima fila, dai. Francesco sta proprio in prima fila, e tu stai in seconda e io sto in terza. Però non cambierà nulla, si tratterà di secondi in più. Sì, sì, e là come te ne accorgi là? Quello immagina come un vapore a milioni di gradi che ti passa addosso, è come ti sciogli e basta, non è che tu soffri oppure senti dolore, no, no, non senti niente proprio. Non hai tempo che il cervello arrivi in impulso del dolore. Quindi è una buona... Sì, ma i vulcani in Sicilia, però Jasmine, quello lì, ciao, ma è molto meno pericoloso. Quello è a livello, diciamo, ti avverte, capisci? Scende il magma, non è eruttivo, quindi diciamo che è molto molto più calmo. Quindi diciamo, il famoso Etna è molto molto calmo, mentre il Vesuvio è esplosivo, lo Stromboli è esplosivo. Quindi questi qua sono pericolosi perché subito arrivano bombe da tutti i lati e non te ne accorgi, mentre questo dell'Etna scende là, dal lato sempre opposto oppure da un altro lato, quindi mi frega che il magma sta sotto, ci sta proprio, dicono, una caldera, quindi si immagina che metà Napoli stia sotto una caldera di magma, pensa un poco che ci sta là sotto. Se ci fate caso, in certe parti, io ho visto, ho notato dei video, ragazzi, ci sono dei video dove si vede che la sabbia e il mare sono caldi. In una parte di Napoli, non mi ricordo dove, vicino alla Solfatara comunque, ci sta il mare, ragazzi, la sabbia a terra e se vai con i piedi sopra è calda. È pazzesco, ma è così. Ho visto un video in rete di una persona, sì, l'hai visto, Lupus, che andava lì e faceva vedere che l'acqua bolle addirittura in certe parti. Quindi vedi che ci sta là sotto. Penso che ci sarà sicuramente proprio sotto sta caldera, poi. Secondo me ci sta là. Se fa il botto lo fa bene, ragazzi. È come Yellowstone. Avete visto Yellowstone? Tutti quanti a fare le foto a geyser, tutti quegli spruzzi di acqua bollente. Quelli in effetti sono sfiati del vulcano. Sì, Francesco, ciao, buonasera. Sì, ho visto un video dei ragazzi che facevano dei video e lì l'acqua è calda, è bolla proprio. La sabbia è calda, ho detto, mamma mia. Quindi in effetti è molto molto pericoloso. Quindi davvero è, è come Yellowstone. Yellowstone la gente va a vedere i famosi geyser, a fare le foto,
ma quello, diciamo, quei geyser sono colonne di vapore che escono grazie al magma che sta sotto e quindi fa questa specie di sfiato di acqua che ribolle e va fuori. Sì, sì, io ci credo perché era un video amatoriale, non era un video. Ragazzi così sono andati a vedere e si vedeva l'acqua che bolliva proprio. È proprio un video amatoriale proprio, si vede proprio i ragazzi col cellulare che andavano lì a far vedere qua l'acqua bolle, e i cambi freghe, solfatare, così così. Quindi l'ho visto proprio. E poi ho domandato a parecchi amici napoletani che vengono qua a Salerno quando facevo le fiere a vendere sale, scarpe, le magliette, queste cose qua, i calzini. Eppure loro mi dicevano, sì, se vai là tu vedi proprio l'acqua che bolle perché sono di Piazza Garibaldi, quindi chi del Vomero, ho parecchi amici che vengono qua a fare, diciamo, a vendere i loro prodotti, diciamo così, e sulla lungomare di Salerno, quindi quando faccio i mercatini arrivano sempre 3-4 amici di Napoli. Quindi mi raccontavano del fatto del Vesuvio. E vabbè, prendi spadagni, tu dici sempre che vuoi mangiare, te lo danno già cotto il pesce. No, io sono stato 3 anni fa, ho fatto la fiera alla lungomare di Napoli, dove stanno gli chalet, Francesco. E sono andato a prima mattina, prima di aprire, sono andato sulla piccolina, proprio quando arrivi all'inizio proprio del lungomare di Napoli, a Mergellina, sì. E stavano là che pescavano i pesci, proprio mettevano là e tutti quanti che compravano, ma bello, vero? Tutti belli pesci freschi, pescatrice, ma ci stava ammazzando, tutti questi pesci qua, bello. Proprio si vedeva proprio quando hanno messo i pesci che si muovevano, cefali, cernie, ma ci stava di tutto, quindi avevano fatto una bella pescata. Sì, sì, avevano polpi, seppie, ma ci stava bella roba, guarda. Perché io ho notato una folla, no, da lontano, stavo camminando che venivo dall'albergo, ho notato una folla su questa piccola spiaggetta a Mergellino. Ho detto, ma che ci sta là? E mi sono avvicinato, quindi mancava ancora un'ora per aprire, perché si apre alle 10, e quindi io alle 9 già stavo in giro, ho detto vado a colazione e poi vado ad aprire lo stand. Sono andato là, ho visto veramente un bello spettacolo, tutti i pescatori che stavano... No, Eufrasia, Avvocatella purtroppo l'ho bloccata io, dopo la devo sbloccare. Ho commesso un errore, purtroppo, sai che cos'è? Avvocatella tiene questo brutto vizio che ogni volta mi cancella il commento, no? Io quando vedo che cancellano, te lo stavo spiegando, Lupus. Io quando vedo che cancellano il messaggio, credo che sia quella signora che ci dà fastidio. Allora gli ho detto così, non mi cancellare i messaggi. Io quando vedo che incominci a cancellare, perché avete visto che io ho eliminato uno, ho incominciato io, aveva scritto quel ragazzo, sì, sì, quella là, grazie. Allora io ho detto che, avvocato, non cancellarmi i messaggi perché mi fa capire una cosa per un'altra. Allora è uscito un messaggio di quel ragazzo. Che è uscito il ragazzo, diciamo, quel messaggio, ha detto anche io sono andato in aereo a trombare e l'ho bloccato. Subito dopo poi è arrivata Avvocatella e ha cancellato il messaggio. Allora io ho pensato questa è lei, capì? Perché già questo aveva scritto io pure ho fatto del Boeing, quello ha detto che voleva morire nel Boeing. È andato questo ragazzo nuovo che io non so, è la prima volta che lo vedevo, ha detto sì sì io ho fatto 2 trombate nell'aereo. Allora ho detto eccola qui e l'ho cancellata. Subito dopo diciamo, è comparso il messaggio di Avvocatella e poi è scomparso, l'ho cancellato. Allora ho detto è lei, perciò io l'ho fatta per sbaglio purtroppo. Ma gliel'ho detto perché mi ha mandato il messaggio adesso su WhatsApp e ha detto dopo ti sblocco, ma io gliel'ho detto un sacco di volte di non cancellare perché non mi fa capire così, capì? Perché questo vizio qua, il ragazzo ha detto io voglio morire nel Boeing, chi era Astro mi pare, voleva morire nel Boeing
la 728, ho detto ma non è meglio che muori con un meteorito, ho detto io. E poi è uscito questo qua, sì, io nell'aereo ho trombato 2 volte, ho detto eccola qui e l'ho cancellata. Subito è arrivato il messaggio di Avvocatella e poi ho visto ritirato. Allora ho detto eccola qua. Allora, perciò io poi Avvocatella mi ha scritto ma perché mi ha bloccato? Ma tu mi fai confondere, questo è il problema. Io non è che io la voglio bloccare, però mi confonde le idee così. Quindi non è che io la volevo bloccare. Purtroppo quando... Sai perché faccio così? Perché quando la famosa signora si collega e mi cancelli i messaggi, io dopo non posso più bloccarla. Perché dopo non risulta più dentro il mio. Quando vado il video, ragazzi, io controllo i messaggi di tutti quanti voi. Però se quella li cancella, li mette, li cancella, li mette, li cancella, io quando vado ad aprire il video da capo, che escono tutti i messaggi della live, io non la trovo e non la posso bloccare. Quindi la devo bloccare solo se adesso tu mi scrivi, io ti blocco adesso, ad esempio, capisci? Però se non faccio a tempo, poi no, non lo sento a sto paese, forse non ci sarà, boh. Quindi in effetti l'ho fatto per sbaglio, Lupus. Sì, ma io gliel'ho detto, ma lascia lo scritto sbagliato, che fa? Non fa nulla, pure io a volte scrivo i titoli a settembre per ottobre. L'ultimo giorno ho fatto medio, domani 26 settembre, e quello invece era ottobre, faccio l'esempio. No, non c'è Lupus, fa account, visto è uscito questo account nuovo che ho bloccato subito. Poi Avvocatella ha cancellato il messaggio, io ero convinto che era lei sotto il nome di Avvocatella, quindi l'ho fatto lo so, gli ho detto tante volte rimanilo. No, no, mi dispiace per l'avvocatella che giustamente non ha potuto seguire più la diretta, adesso devo entrare nel mio conto, quindi cercarla, quindi metterla, aggiungi ai commenti, capisci? Non ci perdo nulla che non ci perdo nulla, però è sempre un casino al finale. Quindi gliel'ho detto, quando sbagli un messaggio, lascialo, non me lo cancellare perché così mi fai capire che è quella, io questa è la paura, perché una volta mi è capitato che questa signora offendeva e cancellava e non riusciva a tempo a prenderla col dito perché tu devi premere e scrive, esce una scritta e nascondi dal canale e esce subito. Poi questa qua era talmente veloce che io non riuscivo a tenerla. Ho detto vabbè, dopo la vado a beccare e vado a controllare nei messaggi, non c'era nessun messaggio a nome di quella. Allora ho capito che la devo bloccare quando faccio la diretta, se no non la posso bloccare più dopo. Cioè dopo se vado a vedere tutti i commenti vostri, li vedo tutti quanti. Però se li cancellate, in questo momento qua, io poi non lo trovo, quindi che cancello? Ah no, ma io l'ho detto, ma sbagli a scrivere pure io, a volte scrive giorno, scrive corno, non fa nulla, rimani là. Tanto avremmo capito lo stesso, a volte pure quando io sbaglio un sacco di volte, pure quando faccio la diretta, voglia. Sì, ma lui ha detto voglio morire nel Boeing e questa è scritta sì, sì, io nel Boeing ho trombato 2 volte. Allora ho detto eccola qui, è arrivata. E subito ho cancellato a volo questo ragazzo che presumo sia la famosa signora. Subito dopo è capitato che Avvocatella ha commentato e ha tolto, diciamo, ha ritirato il messaggio. Io ho avuto il tempo di andare subito lì e di bloccarla, quindi io non pensavo che era Avvocatella. Dimmi Marco, Astra è scomparso. Non lo so, non vedo più che scrive. Vabbè ragazzi, io vi saluto. Ci sentiamo dopo. No, no, perché dipende da che cosa arriva. Un bunker non può essere d'aiuto a nulla, in effetti. Se arriva un asteroide o qualcosa così grande, i bunker ragazzi non serviranno a nulla, quindi è meglio accettare la tristezza, quindi non puoi fare nulla. Quindi a volte qualcuno mi fa, Giuseppe, ma secondo te se cade un asteroide sulla Terra?
Ragazzi, se cade un asteroide sulla Terra siamo fritti, quindi non cerchiamo rifugi antiatomici, non cerchiamo queste cose perché in effetti un asteroide colpirà, diciamo, molto in profondità, quindi chilometri e chilometri sottoterra. Ma un bunker, per quando tu vuoi stare sottoterra, ragazzi, ma dove scappi? Quella, una pietra di quella, una piccolina, già da, che ne so, da 200 metri, penetra minimo 100-200 metri sotto, 100-200 chilometri sotto, voglio dire. Quindi, dove lo vai a costruire il bunker? Nel centro della Terra? Vabbè, questo è sicuro, sì, sì. Vabbè ragazzi, vi saluto, è stato un piacere passare un'oretta quasi con voi. Quindi mi dispiace per l'avvocatella, la vado a sbloccare subito. Ma purtroppo gliel'ho detto 100 volte, non ritirare questi messaggi, rimanili. Vabbè ragazzi, grazie a tutti, poi ci sentiamo più in là. Voglio vedere di fare amicizia con qualche altro tipo... Sì, la saluto, non ti preoccupare, Lupus, la saluto da parte tua. A parte che lei dopo può vedere anche il tuo commento, quindi dopo che l'ho sbloccata lei leggerà il tuo commento. Ci sentiamo dopo, Marco, vabbè. Quindi ragazzi, buona serata a tutti, buona continuazione di serata, tanto sono quasi le 10, quindi ancora diciamo può darsi che dopo vedo la luna da qua faccio una diretta, quindi la luna diciamo fra 10-20 minuti dovrebbe comparire davanti questa finestra che ho qui, perché in effetti adesso sta nel lato che io non riesco a vedere. Va bene ragazzi, grazie a tutti per aver partecipato e ci sentiamo dopo o al massimo domani. Buonasera a tutti.